Equazione politica: meno chiacchiere, più fatti, uguale FAS 0. È la vittoria dell'efficienza. In Veneto, l'epicentro dell'emergenza tra Vicenza, Padova e Verona, da zona rossa torna azzurra, come l'acqua depurata dalle sostanze perfluoroalchiliche finite nelle falde. Tutto grazie ai nuovi sistemi di filtraggio, un concentrato di scienza e di tecnologia. Per raggiungere questo obiettivo gli enti gestori hanno fatto studi, tesi di laurea insieme all'università per cercare di capire qual era il sistema migliore. E il direttore generale dell'ARPA va a dare la grande notizia: obiettivo FAS 0 raggiunto in tutta la zona rossa, e le analisi dell'Agenzia regionale per l'ambiente non sono mica discutibili, perché I laboratori di ARPAV in questo momento sono sicuramente i migliori in Italia, ma tra i migliori in Europa. ed ARPAV continuerà a monitorare gli acquedotti, anzi farà di più. Presto partiranno delle campagne nelle scuole per dare garanzie e assicurare mamme e papà che Quello che bevono i loro ragazzi nelle scuole sia FAS 0. nei prossimi mesi gli acquedotti verranno, come si dice tecnicamente, infrastrutturati meglio. L'obiettivo è quello della doppia filtrazione. Anche la singola filtrazione con questi carboni attivi già da oggi dà FAS 0, ma la doppia filtrazione ci rende tranquilli per periodi molto più lunghi, anche 8-10 mesi. Quella di oggi è senz'altro la vittoria di un sistema veneto efficiente, di una politica che lavora in silenzio, senza tante chiacchiere, ma con i fatti. Ora però sarà necessario modificare la normativa nazionale, che non si sposa bene con l'emergenza FAS. Per questo Luca Zaia ha già dato disposizioni molto chiare. Il Presidente Zaia vuole proporre anche delle linee guida per il Veneto per far sì che i piani di sicurezza degli acquedotti siano obbligatori e per far sì che questi filtri siano già posizionati negli acquedotti anche in maniera preventiva.